Salve, oggi, 26 gennaio, anche perché siamo alla vigilia della giornata della memoria, che commemora, come sapete, la Shoah, vorrei commentare un articolo che il giovane Gramsci scrisse per La Città Futura l'11 febbraio del 1917. È un articolo famosissimo, ma vale la pena ricordarlo proprio in questo momento. Scrive Gramsci: odio gli indifferenti. Credo, come Federico Hebbel, che vivere vuol dire essere partigiani. Non possono esistere solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza, scrive Gramsci, è il peso morto della storia. E un poco più avanti scrive ancora: ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Queste righe, queste riflessioni ci coinvolgono ancora adesso, ci coinvolgono sempre, perché ha ragione Gramsci. Molti degli orrori che si sono verificati nella storia, anche nella storia recente, oppure nel recente passato, il fascismo, il nazismo, oppure la drammatica crisi migratoria che viene affrontata, come sapete, in particolare dai paesi dell'Unione Europea e dall'Unione Europea nel suo complesso, è tale da indurci alla vergogna. Perché? Perché spesso nella storia si verifica quello che scrive Gramsci. Non è la partecipazione attiva, il coinvolgimento attivo, che poi magari ci può anche essere, ma è soprattutto l'indifferenza, il menefreghismo, la mancanza di responsabilità, il lasciar fare a chi in un determinato momento e con determinati metodi riesce a conquistare il potere e magari usa anche la forza, naturalmente, per conservarlo. Tipica la violenza del fascismo e del nazismo, non solo alle origini, ma anche quindi per la conquista del potere, ma anche per il mantenimento del potere. È chiaro che è difficile opporsi soprattutto singolarmente, e non quindi includendo un'azione collettiva di partito, di sindacato, di organizzazioni che comunque potrebbero opporsi alle derive autoritarie. E chiaramente in questo discorso potrebbero anche rientrare certe forme di socialismo reale che sono degenerate in pura e semplice conservazione del potere attraverso la forza e non perché, come avrebbe voluto Gramsci, ci fosse una reale egemonia sulla società comandata, perché in questo caso dobbiamo utilizzare questo termine, più che governata, comandata. Ma tutto nasce dall'indifferenza, dall'irresponsabilità, dalla mancanza di coraggio, in questo senso, nell'affrontare determinati problemi o semplicemente nel denunciarli pubblicamente. Certo che costa, certo che può costare, certo che è una difficoltà, specie come succede in Italia quando si dice ma tengo famiglia. Certo, la famiglia conta, ma conta ancora di più il contesto all'interno del quale questa famiglia deve vivere, operare. Non può essere la forma di una dittatura, qualunque essa sia, intendiamoci. Quindi lo spirito critico, la riflessione, la consapevolezza
ma soprattutto la responsabilità. Il problema dell'indifferenza per Gramsci è un problema di responsabilità fondamentalmente, quindi è una questione non solo politica, ma forse ancora prima che politica, etica, morale, perché ci impegna personalmente, ma ci deve impegnare anche collettivamente, ripeto, nelle forme organizzative che le società democratiche o più o meno democratiche garantiscono. Ma se noi rinunciamo a tutto questo, e purtroppo la crisi della democrazia è paurosamente segnata da questo disimpegno, che ovviamente è incoraggiato dalle classi dominanti, dico non dirigenti, dalle classi dominanti, per conservare un potere oramai asfittico, un potere che esclude i più. Le diseguaglianze aumentano, il divario fra ricchi e poveri aumenta, la ricchezza si concentra in sempre meno mani, sempre meno società. Ci avviamo verso una forma di capitalismo feudale dove poche grandi società concentrano un enorme potere che non è solo un potere economico ma è anche un potere politico. E chi governa spesso asseconda questo tipo di gestione del potere, sia economico che politico, ma c'è anche una cultura dietro, un'informazione dietro, gli stessi social che spesso sono controllati da queste aziende multinazionali gigantesche, che sappiate tutti a cosa mi riferisco. Facebook prima di tutte, forse è quella che maggiormente riesce a manipolare e a manipolarci. E quindi, ripeto, ci sono strumenti all'interno del meccanismo capitalistico che sono in grado di indurci a pensare in un certo modo, ad assopirci, a non farci percepire come stanno veramente le cose, perché spesso le cose sono occulte, è difficile svelarle. Ma è soprattutto l'indifferenza a tutto questo che genera tutto questo, perché noi lasciamo fare, perché noi non ci organizziamo per fermare, per ostacolare questi progetti, che poi degenerano, possono degenerare in forme che di democratico hanno ben poco e che invece servono a nascondere interessi molto molto più consistenti. E ripeto, tutto questo a discapito della maggioranza dei cittadini. Siamo dei cittadini, non siamo semplicemente degli uomini. Cioè, non può essere semplicemente il nostro appartenere ad una specie, alla specie umana, la caratteristica etico-politica che ci contraddistingue. Ciò che ci contraddistingue è la cittadinanza, è l'esercizio di questa cittadinanza. E dobbiamo farlo perché obbrobri come quello perpetrato dal fascismo e dal nazismo, anche e soprattutto a proposito della Shoah, dello sterminio degli ebrei, non deve più ripetersi, ma non solo per gli ebrei, ma per chiunque si trovi in una determinata situazione per cui per un motivo o per un altro venga discriminato, che sia il colore della pelle, che sia la razza, come si diceva una volta, che sia l'appartenenza religiosa, che sia l'appartenenza politica, come vuole anche la nostra Costituzione, non può e non deve accadere. E noi, personalmente, responsabilmente, dobbiamo impedire che forze che si richiamano, direttamente o indirettamente, a quel passato, a quell'oscuro passato, non possano andare al potere. Perché se queste forze andassero al potere sarebbe un regresso, non un progresso, e noi non ce lo possiamo permettere.